L'ATI approva il nuovo piano d'ambito in extremis, salvi al momento i lavoratori di Girgenti Acque e di Idrotecne. Maxi finanziamento per la città di Agrigento, 200.000 euro contro gli allagamenti causati dalle piogge. Conferenza stampa a Palazzo dei Giganti, l'assessore Vullo presenta il buono spesa. Niente fuochi d'artificio a San Silvestro per tutelare gli animali e le persone. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. CGIL, CISL e UIL a nome dei 306 lavoratori ex Girgenti Acque e Idrotecne hanno raggiunto un accordo per la tutela dei livelli occupazionali nel nuovo piano d'ambito del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento. Vediamo. L'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, formata dai 43 sindaci della provincia, ha approvato all'unanimità il nuovo piano d'ambito, scongiurando il commissariamento e procedendo verso la costituzione di un nuovo ente di gestione del servizio idrico in provincia. Il nuovo piano d'ambito è un traguardo importante, doveva essere approvato entro domani 31 dicembre, anche per non perdere quei finanziamenti necessari per sistemare le fatiscenti reti idriche della provincia di Agrigento. Così come chiesto dalla CGIL, CISL e UIL, l'ATI ha approvato anche l'emendamento che consente l'utilizzo del personale. Sono salvi almeno per il momento i posti di lavoro dei dipendenti dell'ex Girgenti Acque e dell'Idrotecne. Si prevede il trasferimento delle stesse risorse umane, ma l'ultima parola sull'organico spetterà alla società consortile che dovrà occuparsi dell'acqua. Adesso, spiega il segretario generale della CGIL Alfonso Buscemi, la prossima battaglia sarà far ritornare l'acqua pubblica e non più ceduta a mezzo di favore al privato che la rivende ad un prezzo esorbitante ai comuni. Non era scontato questo straordinario risultato, dice entusiasta il segretario generale della UIL Agrigentina Gero Acquisto. Tutti i lavoratori di Girgenti Acque e Idrotecne potranno continuare a lavorare serenamente. L'assessore Rupiale ha partecipato come rappresentante del comune di Agrigento alla riunione dell'ATI per la stabilizzazione dei dipendenti. Ecco, se ci vuole aggiornare su come è andata la cosa e quale sarà anche il futuro di questi lavoratori. Allora, intanto noi ieri come Assemblea ATI ci siamo riuniti per approvare il piano d'ambito che è stato redatto da una società di Bologna e che di fatto rappresenta come sarà gestito il servizio all'interno di tutta la provincia. All'interno del piano d'ambito era sicuramente previsto anche il passaggio dei dipendenti che attualmente svolgono servizio presso la Girgenti Acque. È stato previsto anche all'interno del piano che i servizi che attualmente Girgenti Acque riceve dalla sua compartecipata, anche questi saranno riversati nel nuovo soggetto che gestirà il servizio. Il piano d'ambito è stato approvato con delle riserve perché all'interno del piano d'ambito erano previste determinate operazioni tipo la gestione di azienda da parte di Girgenti Acque al nuovo gestore e questo ha creato qualche problema perché noi dobbiamo partire col nuovo gestore praticamente pulito, cioè senza avere debiti e crediti del gestore precedente, perché di fatto sarebbe una continuazione non possibile. Dice che erano previsti solo 115 dipendenti nel piano d'ambito dell'ATI. No, il prospetto presentato prevede 203 dipendenti suddivisi con le qualifiche, 115 sono quelle riferite agli operai. Parliamo anche di queste bollette extra che tanto stanno discutendo, insomma non si sa se la gente le deve pagare, c'è stato anche un intervento della Regione in questo senso. Ieri sera cosa si è discusso in merito, cosa si è deciso su queste bollette a conguaglio? La Presidente Valenti ci ha comunicato che ha avuto un incontro con la gestione commissariale e quindi hanno determinato che intanto queste bollette verranno sospese, per cui siamo in attesa che questo venga anche ufficializzato da parte del gestore, quindi da parte dei Girgenti Acque. Quindi attualmente si parla solo di sospensione, dopodiché si vedrà come dovranno essere pagate queste bollette a rate per chi lo potrà fare o no, ma attualmente sono sospese.
Reti bianche fuori uso ad ogni pioggia, arriva maxi finanziamento per il comune di Agrigento, 200.000 euro per lavori di regimentazione delle acque piovane per scongiurare allagamenti e sversamenti in caso di pioggia arriveranno nella città dei Templi. I fondi provengono dalla Direzione Generale della Protezione Civile regionale con un provvedimento firmato dal dirigente generale Salvatore Cocina e dal dirigente Maurizio Costa. Si tratta del dettaglio di interventi urgenti per la reggimentazione delle acque meteoriche in diversi ambiti del territorio di Agrigento, con rimozione di intasamenti delle acque bianche in canali, tombini e caditoie. Soddisfazione per il finanziamento che risolverà molti problemi legati all'allagamento delle strade in occasione delle precipitazioni meteoriche, è stata espressa dal sindaco Franco Miccichè e dall'assessore comunale alla protezione civile Gerlando Principato, promotore della richiesta. L'associazione ambientalista Maria Amica Agrigento, con in testa Claudio Lombardo, segnala e documenta in video che a Porto Empedocle, in via Libertà, a meno di 100 metri dal comune, incombe una maxi discarica tra sfabricidi, mobili rotti, recipienti di Eternit, materassi, materiale plastico, elettrodomestici e tanti sacchetti di rifiuti domestici che giacciono abbandonati tra le case di civile abitazione. Il coordinatore Claudio Lombardo aggiunge: la situazione è drammatica anche dal punto di vista sanitario, vista la presenza di topi e blatte tra i rifiuti. La politica aveva promesso un cambiamento radicale, ma invece la situazione a Porto Empedocle è peggiorata. È incredibile come i cittadini possano sopportare tale grave situazione di degrado senza battere ciglio. Stasera arrivano in Sicilia le nuove dosi del vaccino anti-Covid. C'è il servizio. La nuova fornitura del siero di Pfizer-BioNTech arriverà questa sera in Sicilia tramite corrieri speciali con mezzi ultra refrigerati e già domani in alcuni ospedali delle varie province siciliane partirà la somministrazione destinata al personale sanitario, operatori ed ospiti dell'RSA. Scongiurato dunque il ritardo nella consegna che, se fosse avvenuta domani, avrebbe fatto slittare le operazioni al 4 gennaio prossimo. Il calendario di vaccinazioni proseguirà secondo il piano concordato dalla Regione con Roma. Ma proprio adesso arriva la parte più delicata. Il Vax Day di domenica scorsa è stato soltanto il primo passo simbolico di un percorso che durerà per gran parte del prossimo 2021. Il bello o il brutto, a seconda dei punti di vista, deve ancora arrivare, e se la presenza discreta quanto rassicurante dei carabinieri del NAS a Palermo in questi giorni è stato un importante punto di partenza, ora c'è la necessità che fuori dai riflettori la campagna di vaccinazione prosegua in sicurezza anche quando si moltiplicheranno i centri di distribuzione e dunque anche i rischi che qualcosa sfugga di mano. Nessuna paura dunque per il momento su particolari elementi oggettivi. Da fonti investigative però emerge molta attenzione, così apprendiamo dalla Sicilia, e che si manifesta con un lavoro visibile di controlli capillari negli ospedali. Ma il NAS in Sicilia in questi giorni sta svolgendo anche un'attività definita, investigativa e di intelligence. Al centro delle attenzioni c'è il primo vaccino anti-Covid, con lo scopo dichiarato di contrastare, o meglio ancora prevenire, delle potenziali distorsioni nella filiera, delle preziose fiale, dalla consegna alla distribuzione, dalla conservazione alla somministrazione. Per capirci meglio, la necessità di intensificare i controlli è legata ad alcune informazioni riservate in un dossier dei carabinieri, non soltanto qui nella nostra regione, su potenziali furti o atti di vandalismo che per ragioni diverse potrebbero avere come oggetto il tesoro delle dosi di vaccino. Anche per questo il NAS, oltre alle verifiche tecniche e logistiche sui 36 centri di stoccaggio accreditati in Sicilia, fondamentali sono le condizioni dei frigoriferi high-tech in cui saranno conservate le fiale. In questi giorni stanno intensificando i controlli sulla sicurezza dei locali in cui verranno conservati nei prossimi mesi tutte le forniture, sistemi di sicurezza, allarmi, personale addetto ai reparti, nulla è lasciato infatti al caso. Del resto è stato anche l'assessore Ruggero Razza fino a ieri nell'ultimo confronto con i vertici delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane a sollecitare i suoi interlocutori affinché tutta la campagna di vaccinazione potesse
dovesse svolgersi sin dal primo momento in condizioni di sicurezza, invitando tutti alla piena sinergia con i NAS. Razza, che ha aperto un'interlocuzione con i prefetti dell'isola a partire da quello di Palermo, ha chiesto ai manager di potenziare i controlli notturni, tutt'altro che un eccesso di zelo, visto che il sistema sanitario regionale, come confermano le statistiche consolidate negli ultimi anni, è caratterizzato da una significativa incidenza dei furti nelle farmacie ospedaliere, e non a caso fonti investigative parlano di sistema vulnerabile, tanto più che anche in questi mesi di pandemia, come confermano fonti dell'assessorato, sono stati denunciati i furti di tamponi rapidi nelle strutture pubbliche, e adesso che la posta in gioco col vaccino anti-Covid si alza, anche il livello di rischio cresce, soprattutto per gli appetiti nel mercato clandestino. Il primo alert è già arrivato dal team cyber security di Yarix, società italiana che si occupa di sicurezza informatica. Gli hacker buoni hanno già segnalato, prima ancora della distribuzione ufficiale, sono presenti già nel cosiddetto dark web, quella parte di internet non accessibile con i comuni browser e motori di ricerca. Sarebbero già una decina i siti nascosti che pubblicizzano anche il nuovo vaccino Pfizer, ma il NAS alza le antenne su un'altra pista, quella dei potenziali atti vandalici, magari legati alle frange più dure dei Novax. Soltanto un'ipotesi che in questo momento non può essere comunque trascurata. È il dottor Pietro Amorelli, neopresidente dell'ATI Federfarma di Agrigento e provincia, che succede al dottor Claudio Miceli. Il nuovo consiglio è ben assortito e guiderà il sindacato per i prossimi anni, che gestirà il lavoro nella continuità e nel solco tracciato dai predecessori. Il tema delle farmacie sarà alla sua attenzione, con una maggiore presenza nel territorio. Per me è un grande onore rappresentare i titolari di farmacia della provincia di Agrigento. Ormai è da tanti anni che collaboro prima col presidente Mazza, poi col presidente Claudio Miceli, che collaboro con Federfarma. Adesso i miei colleghi hanno ritenuto di caricarmi di questo onere e devo dire anche di questo onore. Spero di farlo al meglio delle mie possibilità, con l'aiuto del Consiglio e con l'aiuto anche di tutti i miei colleghi che cerco di rappresentare nel migliore dei modi. Parliamo del nuovo Consiglio di Federfarma. Sì. È composto da? Allora, il nuovo Consiglio è, devo dire, un Consiglio ben assortito. Ben assortito. Il vicepresidente è Claudio Miceli, che è già stato per tanti anni e si è distinto per la sua azione, è il nuovo vicepresidente. La dottoressa Maria Rosa Contissa è la vicepresidente rurale e presidente del comitato rurali. Poi abbiamo il dottor Pierluigi Maratta, che è stato nominato segretario, il dottor Alfonso Licata, tesoriere, il dottor Rosario Arcuri, la dottoressa Mirella Fragapane, la dottoressa Maria Guarino, il dottor Alfonso Tedesco e la dottoressa Silvia Nocera. Poi la dottoressa Elisabetta Troia, che è un'altra rappresentante delle farmacie rurali. Come pensa di gestire il suo mandato, di gestire la presidenza di Federfarma? Bene, io vorrei gestire questa presidenza nella continuità delle gestioni che mi hanno preceduto e con cui ho collaborato, ma anche nella novità magari di cercare di far parlare un po' più di noi, delle farmacie presenti su tutto il territorio in maniera capillare, anche nei più piccoli paesi. Quindi vorrei da parte nostra una maggiore presenza sul territorio. Tra le problematiche quella del vaccino. Le farmacie sono stati presenti durante il lockdown vicino ai tanti che hanno avuto bisogno durante il Covid-19. Il vaccino anti-Covid non sarà distribuito dalle farmacie. Per il dottore Amorelli è giusto che si faccia all'interno delle strutture ospedaliere, ma ad oggi in Sicilia i farmacisti non sono stati inseriti tra le categorie a rischio che si dovranno vaccinare, nonostante la stessa abbia fatto presente più volte in sede regionale il problema, essendo lo stesso esposto al rischio Covid
Covid. Per Amorelli è indispensabile che vengano vaccinati. Intanto che le farmacie sono state molto presenti, vicine alla popolazione durante il lockdown, durante tutta questa fase molto critica e particolare che abbiamo e stiamo attraversando. Io devo ricordare anche con un po' di commozione, devo dire, i nostri paesi con tutte le attività chiuse, ma con quella Croce Verde sempre accesa. Quindi siamo stati sicuramente un punto di riferimento per la popolazione, un punto di riferimento per chi aveva bisogno, per qualsiasi motivo, anche al di là dei motivi di salute. Sul vaccino anti-Covid devo dire questo: come tutti ormai sappiamo, perché se ne parla ogni giorno in tutti i telegiornali, il vaccino che è finalmente arrivato ha delle modalità di somministrazione molto particolari ed è giusto che si faccia in ambiente ospedaliero. Sappiamo tutti le temperature a cui deve essere trasportato, sappiamo le modalità di somministrazione, quindi è giusto che venga fatto in ambiente ospedaliero. Quello che devo dire purtroppo che ad oggi in Sicilia i farmacisti non sono stati inseriti nella categoria degli operatori sanitari da vaccinare, con nostra grande sorpresa. La nostra organizzazione, la Federfarma, che riunisce tutte le farmacie del territorio, ha fatto presente diverse volte in sede regionale questa anomalia. Stiamo aspettando delle risposte e spero che arrivino nel più breve tempo possibile, perché comunque il farmacista è sicuramente esposto al rischio, come anche le altre categorie di operatori sanitari, ed è anche per certi versi e in certi paesi, pensiamo paesi in cui c'è una sede unica di farmacia, è anche indispensabile, non dico necessario, addirittura è indispensabile. Quindi spero che le istituzioni ci inseriscano nelle categorie da vaccinare. Conferenza stampa stamani dell'assessore comunale di Agrigento alle politiche sociali Marco Vullo sul bonus spesa terzo pilastro. Il nostro direttore Arturo Cantella. Assessore, oggi una conferenza stampa per fare un consuntivo delle somme che siete riusciti a spendere relativamente al finanziamento sociale di terzo pilastro. Ecco, ci sintetizzi i numeri e quali sono stati i beneficiari e la quantità di soldi che è arrivata grosso modo a ciascun nucleo familiare. Ma oggi intanto la soddisfazione del mio assessorato personale, ma non solo, anche degli uffici a cui va il mio ringraziamento per il grande lavoro che è stato fatto in questi 55 giorni per far sì che la somma donata dall'Associazione Internazionale Terzo Pilastro potesse essere erogata a quei nuclei familiari che vivono nella sofferenza, che vivono nella povertà, e quindi oggi, stamattina, mentre che noi proprio stiamo parlando, verranno erogati tramite procedura telematica con SMS degli importi per poter consentire di fare la spesa a quei nuclei familiari che hanno avuto diritto. Sono ben 138 nuclei familiari a fronte di quasi circa 450 domande validate. È ovvio che non è stato possibile erogare a tutte le persone che hanno fatto domanda, perché la somma disponibile era di 100.000 euro. Terminata questa non era possibile andare avanti, ma è ovvio che abbiamo fatto una graduatoria ben precisa secondo alcuni particolari requisiti legati al reddito, quindi all'ISEE, legate a chi era titolare di prestazioni già in corso come reddito di cittadinanza o quant'altro, ma legate soprattutto a che cosa? A nuclei familiari con presenza di figli minori, perché era quello l'obiettivo, era quello l'intenzione di arrivare il più possibile a nuclei familiari consistenti con presenza di figli minori. Quindi stamattina arriverà a chi ne ha avuto diritto, sono 138 famiglie per un totale di circa 515 persone, l'opportunità di iniziare l'anno avendo anche loro la bellezza di poter vivere dignitosamente attraverso anche gli acquisti di beni di prima necessità e quindi farsi il capodanno in serenità. Ci sono nuove fonti di finanziamenti per il settore, per chi ha bisogno a breve?
Ma sostanzialmente noi continuiamo a lavorare, soprattutto per quanto riguarda i buoni spesa regionali che sono stati erogati giorno 15 di questo mese, e che stiamo continuando a lavorare alcune pratiche che erano rimaste indietro e che avevano bisogno di un ulteriore approfondimento, e quindi conto e speriamo che l'Ufficio dei Servizi Sociali riesca ad erogare le somme residuali entro il 15 di gennaio. Successivamente, una volta rendicontata la somma, avremo l'opportunità, qualora la Regione ce lo consentisse, di avere ulteriori somme disponibili che ci consentiranno, ove possibile, di fare un nuovo avviso e di poter, oltre a dare l'opportunità alla gente di fare la spesa, ma addirittura di pagare le bollette. È ovvio che questo è un work in progress rispetto alla rendicontazione che noi faremo alla Regione, ma non solo, abbiamo ricevuto già in questi giorni, e per il 2021 sarà disponibile una somma di 440.000 euro, sempre da erogare in buoni spesa, per quanto riguarda il fondo nazionale messo a disposizione sempre per l'emergenza da Covid-19. Quindi tutte queste cose nel 2021 cercheremo di metterle immediatamente in campo, e per poter arrivare il più possibile ad aiutare le fasce deboli della nostra città. No ai fuochi d'artificio di fine anno per tutelare gli animali. Uscire da casa non è consentito per decreto, e tra le ragioni del no ai botti c'è anche quella della salute pubblica ed il non sovraccaricare gli ospedali già sotto pressione per il Covid. Eugenio Caironi. Tutelare gli animali dai botti, un dovere assoluto che dovrà impegnare le forze dell'ordine nelle prossime ore. Assieme ai controlli sugli spostamenti bisognerà avere la massima attenzione sul problema. Intanto è strano che nel decreto di Natale non sia stato scritto neppure un rigo per ribadire il divieto, ma il divieto di sparare botti esiste comunque e va rispettato per diversi motivi, anzitutto l'esigenza di limitare la corsa negli ospedali per danni causati dai botti e poi appunto per la tutela degli animali. Capodanno deve essere un momento di festa, malgrado le restrizioni, anzi, a maggior ragione questa volta bisognerà assolutamente far funzionare il proprio cervello senza lasciarsi andare a inutili sfide. Molti sindaci hanno vietato i botti con apposite ordinanze. A questo proposito speriamo che si aggiunga anche Agrigento al coro di no. Quello che si sta facendo non è abbastanza, ma dimostra l'interesse della politica verso un problema che va affrontato una volta per tutte. Un cambiamento, insomma, è necessario. L'augurio è di poter raccontare di un bilancio che sia testimonianza del buon senso da parte di tutti. Intanto, buon anno, e stavolta l'augurio è accompagnato da una grande speranza. Il consigliere comunale di Agrigento, Carmelo Cantone, interviene nel merito della necessità di vietare i botti e i fuochi d'artificio a Capodanno e afferma: la piaga dei botti di fine anno rappresenta tuttora nel terzo millennio un grave problema sociale non solo per i tanti feriti che provocano ogni anno tra le persone, ma anche per i danni all'ambiente, principalmente agli animali che muoiono ogni anno a migliaia per le conseguenze determinate dallo spavento subito nell'occasione. Plaudo all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Micichè, che si è dimostrata subito sensibile ad adottare provvedimenti che vietano il far esplodere petardi, fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici su tutto il territorio amministrato, così come già fatto anche quest'anno da tanti altri comuni d'Italia, conclude Cantone. Eccolo il cambiamento di cui tanto si è parlato in campagna elettorale, con la nuova amministrazione comunale guidata da Franco Micichè, che si fa notare anche al nord del capoluogo, dove comunque c'è tanto da lavorare, soprattutto a Fontanelle. La zona della quale ci occupiamo è finita da tempo nel dimenticatoio, come la Fontana, con annesso un grande antico abbeveratoio, che adesso è stata liberata dal degrado grazie all'intervento del vice sindaco e assessore Aurelio Trupia. Qualcuno a quanto pare aveva segnalato al comune, ma inutilmente, l'esistenza da quelle parti lungo la via Unità d'Italia della fontana molto simile a quella di Bonamorone, lasciata nel totale degrado. Adesso possiamo dire è arrivato il momento del riscatto per questo angolo di periferia.
La pulizia straordinaria serve intanto a rivitalizzare la via cittadina, sede di numerose attività commerciali. La strada è molto frequentata anche da chi deve raggiungere l'ospedale San Giovanni di Dio. Con la rimozione dell'ammasso di rifiuti e il decespugliamento si dovrà adesso evitare che l'area si trasformi in un parcheggio. Dopo la bonifica, l'assessore Trupia e il sindaco Miccichè di sicuro avranno in mente la soluzione da adottare per mantenere al riparo anzitutto la fontana, magari con qualche intervento di restauro. I poliziotti del commissariato di Canicattì, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio potenziati anche alla luce del nuovo DPCM anti-Covid, hanno scoperto e denunciato un trentenne proveniente da un altro centro della zona sorpreso con 5 dosi di cocaina addosso. Il controllo nelle ore notturne è scattato perché il giovane, che si trovava insieme a un amico alla vista degli agenti, ha avuto un atteggiamento ritenuto sospetto. I 2 trentenni inoltre sono stati multati per essersi spostati dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo. Nei loro confronti è scattata pure una sanzione amministrativa per delle violazioni del codice della strada riscontrate al momento del controllo. 4 mesi di reclusione ridotti per il rito abbreviato a 2 e convertiti in 4.550 euro di multa. La Tintarella alla Scala dei Turchi costa carissima a un turista palermitano che ha rimediato una condanna per violazione dei sigilli. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha firmato un decreto penale di condanna nei confronti di Angelo Ippolito, 33 anni, di Collesano, accusato di violazione dei sigilli. La denuncia nei suoi confronti era scattata lo scorso 5 luglio. La Capitaneria di Porto, la Polizia, nell'ambito di una serie di operazioni mirate, avevano fatto un blitz nella scogliera di Marna, posta sotto sequestro dalla magistratura nell'ambito di una complessa indagine che deve far luce sulla sua proprietà. Il trentenne, insieme ad altre 14 persone, si trovava alla Scala dei Turchi e prendeva il sole nell'area dove non si poteva accedere ed erano posti vistosi cartelli con il nastro bianco e rosso per circoscrivere alcuni ingressi. Il pubblico ministero Gloria Andreoli, titolare del procedimento, ha chiesto al giudice di emettere un decreto penale di condanna. Si tratta in sostanza di un procedimento speciale che prevede una sentenza senza un vero e proprio processo. Contraddittorio che il trentenne, attraverso il suo legale Gianfranco Pilato, potrà chiedere entro 15 giorni se non vorrà accettare la condanna. Partiranno entro il mese di gennaio e dureranno 8 mesi i lavori di ripascimento e difesa della spiaggia di Eraclea Minoa. Raggiunto anche questo obiettivo, spiega la Regione con una nota del proprio ufficio stampa da parte della struttura commissariale diretta da Maurizio Croce, che ha definito le procedure di aggiudicazione. La spiaggia ha subito nel tempo e per effetto delle mareggiate un arretramento di circa 40 metri tra il 2000 e il 2001, in coincidenza con la scomparsa delle dune. Complessivamente si sono persi oltre 100 metri di spiaggia. Da un punto di vista tecnico, precisa la Regione, l'intervento prevede la realizzazione di 3 pennelli costituiti da massi ciclopici e il ripascimento della spiaggia. Il tratto che verrà recuperato e che procede da Capobianco verso est per una lunghezza di circa 2 chilometri comprende anche il boschetto che si trova a pochi metri dalla spiaggia. Portiamo a termine in questo modo, commenta il governatore Musumeci, una complessa operazione frutto di una sinergia e di una pianificazione lungimirante. Siamo impegnati nel contrasto al fenomeno dell'erosione costiera che nella spiaggia di Eraclea Minoa, riserva naturale tra le più suggestive dell'isola, aveva assunto dimensioni preoccupanti. A documentare l'erosione e pungolare le istituzioni sull'argomento era stata l'associazione ambientalista Mare Amica. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Lancio del giavellotto, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè premia la campionessa Giusy Parolino. Arturo Cantella. Un riconoscimento importante da parte del primo cittadino che arriva dopo tanti obiettivi e traguardi che lei ha ben raggiunto, rappresentando anche Agrigento non solo nella nostra Sicilia ma anche più avanti.
Sì, questo è il mio 22esimo premio alla carriera, un premio che ha un grandissimo valore aggiunto perché è il premio che mi è stato dato dalla mia terra, dalla mia città. Io ringrazio il sindaco per avermi dato l'onore di questo premio. Per me è sicuramente qualcosa di forte, perché arriva in un momento difficile, un momento in cui c'è tanto bisogno di sostegno, e questo per me è un premio che ha il valore di qualcosa che voglio condividere con tutte le persone che in questo momento sono in difficoltà per tanti motivi. Io ringrazio il signor sindaco, ringrazio l'amministrazione comunale e dedico questo premio a tutte le persone per bene, che ad Agrigento sono in tante, siamo in tanti. Un ringraziamento particolare per questo premio va al mio allenatore Emanuele Serafin e a un'altra persona che per me è molto cara e mi è stato vicino in momenti difficili, che è il questore Maurizio Riemma. Io volevo ringraziare tutte le persone che mi sono sempre vicine, i miei amici, le persone che si allenano con me, e spero che questo premio sia in nome di tutti gli sportivi della mia città, che possano andare avanti così come sono riuscita ad andare io. Grazie a tutti. Nonostante le difficoltà che lei ha avuto nell'allenamento, spesso usava anche la spiaggia di San Leone per allenarsi, perché ad Agrigento non ci sono le carenze, ma c'è l'impegno e la promessa del sindaco a poter ovviare a questa carenza. Io credo che lo sport sia uno stile di vita, credo che lo sport fortifichi chiunque e sia anche un diritto, per cui io ho già parlato col dottor Miccichè, con il nostro caro sindaco, so che c'è in itinere un programma ricco per quanto riguarda lo sport agrigentino, abbiamo parlato di un'eventuale possibilità di allenarsi all'Esseneto, ne parleremo in seguito, ma io so che, conoscendo, per me lo chiamo Franco, il dottore Miccichè, perché prima di tutto è una cara persona, un caro amico, una persona che stimo. Io so che lui si impegnerà a ricostruire quello che è la città di Empedocle, riportare alle albori lo sport agrigentino, che sicuramente è fatto di grandi campioni, e io questo lo dedico a tutti i futuri campioni di questa terra. Questa sera ho invitato qui al Palazzo di Città la nostra atleta Giussi Parolino, anche imprenditrice. È un vanto per noi agrigentini avere queste figure di tanto spessore. Giussi è una grandissima sportiva e, come ho detto poco fa, anche se non è più in età giovanissima, ma l'ultimo successo l'ha ottenuto 2 mesi fa ad Arezzo, il 10 ottobre, con un'altra medaglia d'oro, quindi questa si va a sommare alle altre che lei già ha ricevuto nel passato. Un grande impegno sportivo, un grande impegno anche come donna imprenditrice. Già sin da quando aveva 25 anni, come giustamente lei ha detto, si è trovata catapultata nel mondo del lavoro, un lavoro importantissimo, difficile, ed è riuscita a gomitare, grazie alla sua esperienza, al suo buonsenso, alle sue capacità professionali, ad arrivare fino dove è arrivata oggi. Io sono sentito in dovere di invitarla, sono lusingato di averla qui accanto a me stasera. Lui ha raccolto traguardi, sicuramente ha raggiunto traguardi importanti, nonostante la precarietà degli impianti sportivi ad Agrigento. Penso che è un problema che anche questo si potrà affrontare, Sindaco. Sicuramente questo è un input per me, e poco fa ne parlavo anche con Giussi, di cambiare rotta, come dico sempre io, di cercare di sfruttare al meglio gli impianti sportivi per quelli che ci sono, per quelli che dovranno essere ristrutturati, per poter dare appunto ad atleti di tanto spessore di potersi allenare più volte alla settimana. Un esemplare raro di aquila morta folgorata dalla rete elettrica. Non è il primo caso. Vediamo. Una giovanissima aquila di Bonelli è stata ritrovata senza vita nei giorni scorsi a Sommatino, in provincia di Caltanissetta. A darne notizia il WWF. Il decesso dell'aquila è avvenuto per elettrocuzione ed è da attribuire al contatto accidentale con una linea di trasmissione elettrica della media tensione. Oltre a gestire il recupero e il trasferimento della carcassa dell'animale all'Istituto Zooprofilattico di Palermo per gli accertamenti del caso, gli esperti del progetto hanno informato la stazione dei Carabinieri di Sommatino che, dopo essersi recati sul luogo, hanno preparato un verbale di ritrovamento della specie protetta.
L'Aquila faceva parte del gruppo di 29 che dal 2017 è monitorato dagli esperti del progetto LIFE con RASI. Ogni giorno i ricercatori analizzano i dati trasmessi dai piccoli trasmettitori satellitari GPS installati sulla groppa degli uccelli per controllare gli spostamenti e studiare il loro comportamento, ed è proprio grazie a questa attività che gli esperti hanno potuto rilevare l'emissione di segnali preoccupanti che hanno richiesto una tempestiva verifica sul luogo di provenienza. Così la carcassa dell'aquila è stata ritrovata ai piedi di un palo in cemento di una linea elettrica della media tensione. L'aquila era un maschio nato nella primavera del 2018. Dal giorno del suo primo volo e fino al giorno dell'incidente aveva percorso più di 45.000 km, spostandosi esclusivamente all'interno della Sicilia, prevalentemente tra le province di Agrigento e Caltanissetta. La sua morte, scrive il WWF, è una perdita rilevante per la conservazione della specie, essendo l'animale ormai prossimo alla maturità sessuale e quindi a riprodursi, contribuendo alla permanenza sull'isola di questa particolarissima specie a elevato rischio di estinzione. In tutto l'areale di distribuzione dell'aquila di Bonelli, la folgorazione è una delle principali cause di morte. Secondo i dati del progetto italo-spagnolo Aquila Alive in Sardegna dal 2018, anno d'inizio della reintroduzione di aquila di Bonelli nell'isola, sono già 5 le aquile decedute per folgorazione su linee elettriche, 14 quelle morte per la stessa causa in Spagna, sempre nell'ambito dello stesso progetto. I dati di mortalità si riferiscono ovviamente solo agli individui monitorati attivamente. I ricercatori da tempo denunciano gli effetti pericolosi di alcune linee elettriche sulle specie di più grandi dimensioni, in particolar modo i rapaci. Per il WWF anche in Sicilia è indispensabile e urgente l'adeguamento delle infrastrutture elettriche in aree dove è alto il rischio di elettrocuzione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.